Quando noi usciamo da casa vediamo di tutto, le persone che fanno i suoi bisogni, anche dai balconi, che stiamo chiedendo per illuminare di più via dell'Orto, che c'è una via attaccata al parco, dove c'è, che come diceva anche il signore prima, di tutto e di più. Chiediamo la luce, illuminazione del parco, non soltanto nel parco ma anche il parcheggio che c'è qua vicino. E poi lei diceva prima le facce che girano qui sono sempre quelle. Sono sempre quelle persone che stazionano dalla mattina al mezzogiorno alla sera. Siamo pure garantisti, oggi sono in ferie, ma erano in ferie anche ieri, sono in ferie anche domani, perché dopodomani li rivedremo. Questi hanno dei lunghi periodi di ferie, tranne quando fanno le postazioni, si mettono sugli incroci delle vie e sono sempre al telefono perché loro monitorano, sono sempre in linea e si comunicano tra di loro. Questi sono i classici pali che vediamo nei film. Degrado, cestini pieni di immondizie, spaccio, uccelli morti e coperte abbandonate. Parco di via Murari Bra, quartiere Golosine, è identificato come parco giochi, ma l'incuria e l'insicurezza dilaganti ne fanno un luogo tutt'altro che adatto a bambini e famiglie. Residenti infuriati per la situazione ormai cronica alzano nuovamente i toni dopo aver a più riprese informato i consiglieri della Quarta e lo stesso comune di Verona. Il presidente di circoscrizione, Alberto Padovani, riferisce di essere infatti al corrente delle condizioni del parco e del suo circondario. Per questo è stata allertata la polizia locale e richiesta l'installazione di una telecamera di videosorveglianza. Nonostante ciò, poco o nulla è cambiato. È evidente che è trascurato, ci sono i cestini completamente pieni, delle panchine in situazioni di totale degrado. Ci chiediamo dov'è l'amministrazione pubblica, dov'è in particolar modo il comune, la circoscrizione, tutti i soggetti competenti. Ad esempio l'assessore Benini che mesi fa era molto attento a togliere i braccioli da certe panchine, è venuto a vedere queste panchine come sono ridotte. Lei ha visto cosa abbiamo lì all'entrata dei giardini? Lei se ha dei bambini, io se li avessi non li porterei lì, perché vanno in cerca di ammalarsi. L'area verde ospita la baita del gruppo Alpini Golosine, incaricato di tagliare l'erba e svuotare i cestini, in questi giorni traboccanti. La manutenzione delle piante e delle siepi fa capo invece ad Amia. Le immagini, più che far discutere su chi sia preposto a fare cosa per mantenere il parco, porrebbero un altro quesito: se sia davvero accettabile che quello di via Murari Bra sia un parco giochi.